La senti questa La musica? sento, molto bene. Italiana. Così. Comunque benvenuti alla nuova puntata, lo Grazie, possiamo dire? grazie, sì. No, Saluto te, saluto te, saluto te, saluto te, saluto la Camera dell'Artrosi te. Cervicale e saluto lo zio Gianni mentre noi parliamo. Lo sai, questa è la canzone dei Broccolarum. No, si chiamano Procularum. Broccolarum. Procularum. No, ho messo questa perché la musica è dei Procolarum, ma siccome non vedi che è tutta a base di broccoli. E che c'entra, scusa? Broccolarum. Ma perché vai a disturbare una band così internazionale? Chiamiamolo così, Scusami. vedi. Allora, oggi sai Perché? che facciamo? Broccolo e cavolfiore. Bene, Anche se bene. ripeto sempre che a Palermo questo si chiama broccolo e questo si chiama sparacenno. Va bene, niente, Però ma non importa, ci capiamo così. ci capiamo entro col noi. nostro Entro noi pubblico ci capiamo. Uguale. Uguale. Sì. Allora, faremo dei cilindretti di broccolo ripieno di brie Mamma mia, ragazzi. e bacon. E bacon. Iniziamo la procedura nel fare questo piatto. Così. Prendiamo queste Allora, belle broccole. Prendiamo questi broccoli, come li hai fatti? Bolliti, sono bolliti con un po' Li hai di fatti sale. bolliti? Sì, e basta, così. Guarda, ecco, così si Fanno bene i broccoli, vanno bene, sì. Alla pelle, Alla pelle. alle rughe, Prendiamo, sali minerali. ci presumiamo di un frullatore a immersione Sì. e voi là di qua, guarda. E andiamo, E andiamo a a frullare. smacinare. Così, vedi? Ma non finemente, quasi No, grossolanamente. grossolanamente. Perché a noi ci piace che poi si sente anche, Il pezzo sotto, bravo, no? qualche tronzetto, è Cioè, giusto? non è che noi facciamo quelle pappette. No, lo facciamo così. Eh. Stacchiamo questo, togliamo questo e lo andiamo a mettere qui. Nel frammento, Desiree, mi dai un uovo? Grazie. Andiamo così a rompere in questo modo, in this way. Ok, Poi mettiamo del parmigiano vai. e ne mettiamo una bella. Lo posso abbondante. fare io questo? Certo, prima Dai, non me lo mettiamo il fare a pan- me. Aspetta, prima pan Con la grattato. forchetta? Le pain gratté. Le pain gratté. E vai ad arriminare. Allora, quindi, broccoli. Step by step, ripeti cosa... Sì, step by step. Dici cosa abbiamo messo? No, Broccoli, tu lo devi dire, e l'hai uovo, fatto tu. parmigiano, pangrattato, sale e andate così. E alla via così. Poi ci prendiamo un piatto a barchetta. Così. Ma va bene vai. la forchetta secondo Sì, te? sì, va bene. Non L'importante ci vuole è che la il pan marisa? grattato- No. Si deve bello algamanare. Si deve amalgamare. Algamanare. Prendiamo un uovo e lo rompiamo easy. E voilà. Ecco, No, ancora. guarda che ancora bella non è impasto, buono. guarda. Ancora non è buono. Lo sto Ci devi facendo. mettere un altro po' di pan grattato, non lo vedi? che Pan grattato? Ti dà lucentezza e umidità, lo vedi? Sì, mi dà troppa umidità, ragazzi. Mettete un dehumidificatore, per favore. No, aspetta. Che c'è? Sai quelli, le vaschette, la possiamo mettere qui sopra? Dehumidificatore. Quelli che raccolgono l'acqua. Sbattiamo questo così. Ecco. Guarda, prendiamo Prendiamo. del Persil e lo andiamo un poco a macinare bene, così, guarda, mentre tu fai là, io faccio qua, così, Ecco. continua. Ci vuole un altro po' di pangrattato, c'è Metti, umidità. ormai sei una... Cioè, vedi, mi sento tutte le ossa. Il certo non si può capire, non si può capire, Un po' rotte, non ragazzi. si può capire, non si può capire. Non va bene, ragazzi. Mettete qua, Ok. sennò qua noi ci ammaliamo con tutta questa Ok, umidità. perfetto. Facciamo così, ci siamo quasi. Mentre tu fai questo lavoro, non si può sentire, guarda, io faccio finta di non aver sentito, Io mi taglio 4 cosini così, guarda. Va bene, abbiamo corretto di umidità, ragazzi. Così, perfetto. Perfetto. Posso? No. Dai, un pezzettino No. la metà di questo. No.
Ragazzi, c'è mobbing nei miei confronti Sì, qui. mobbing c'è. Moby Dick c'è quanto mangi. C'è Moby Dick quanto mangi, no mobbing. E guarda che ho fatto. Bella, brie guarda e che bacon. Guarda che ho fatto. Così. Facciamo quest'altro. Lo vuoi fare te da dove sei? No, fallo tu, dai. Io. Così. Bella, bellini questi bocconcini. E come li mettiamo questi poi? Così. Li fai tutti e quattro? Certo. Vabbè. È troppo lungo questo secondo me, guarda, perché in base alla fetta va meglio di niente. Hai dato un aiuto, tu è giusto? Ci andava fuori. Se no la composizione non veniva bene. Ecco, abbiamo fatto questo. Pronti? Adesso che prendiamo questo nostro impasto che Sì, abbiamo fatto, sì. questo me lo togli un attimo. Lo mi avvicino spostiamo, questo. non ci serve. Guarda che cosa facciamo. Dai, Prendiamo una bullina, sì? questa bullina di qua, Perché è piccola. e ci mettiamo un po' di acqua. L'acqua devi sapere che ti permette di trattare i prodotti impastati senza appiccicare e fai questo lavoro. Allora, prendiamo questo impasto che abbiamo fatto con i broccoli. No! Mettiamo questo così com'è. Dai, veramente, una polpetta con quello dentro. Dai, E ma sono bravo! i cilindretti. Ma Di bravissimo, broccolo. ragazzi! Togli col cucchiaio. Guarda che facciamo, andiamo a passare No, così. niente. Qualcuno dirà, scusate, ma così la mollica, il pangrattato non lo sporcate? No? Sì, perché Sì. però poi noi lo setacciamo. Però poi E lo setacciamo rinnoviamo. e lo rinnoviamo. E i grumi che si sono formati vanno Basta via. sapere le cose, ragazzi. Dato che ne facciamo un uso continuo. Cioè. Se lo facessimo un uso non continuo avremmo Bravo, che l'hai trattato il detto. prodotto in altra maniera. Basta essere devi preparati. dire, perché se no le persone sono pronte subito, Eh, ci vogliono bene, ma c'è sempre quello, sai, che ti dice quelli non "Sì, sanno fare però niente." Io avrei. cioè, sai Capito? quanti mi dicono non fai niente? Come lo possono dire? E tu non fai niente. Come lo possono dire? Non mi rendo conto, ragazzi. Solo facendo danno. Così. Andiamo, guarda, Cioè. mettiamo così, andiamo a coprire e abbiamo fatto quest'altro cilindretto. Bravo. Vedi? E devo dire sinceramente che questo tipo di cottura me l'ha insegnato Desiree, Dillo. perché io dicevo, ma come si può fare questa cosa? Desiree, lei mi ha detto, togliti che ci penso Anche io. quella di setacciare. Esatto. Giusto? Sì. E di mettere il prezzemolino nell'uovo, sai, ti può dare quell'aroma aromatico, no? Ecco qua, guarda. Bello, bellina. Guarda che bello. Bellina questa ricetta, bellina. Questa per me, questo è un prodotto da cena. Sì, Questo è un prodotto Sì, per fare sì. la cena, capito? sì. Ed ecco qua, guarda. Facciamone un altro. E poi un altro ancora e poi basta. Va bene. Va bene? Ti è piatto? Sì. Ecco qua. Vedi, le nostre ricette la gente dice mi piacciono perché sono carine, nuove e che si possono fare anche a Lo casa. so, ragazzi. Hai visto? Vuoi che lo faccio io l'ultimo? Sì, fallo, Dai. Fagli vedere come mi ha insegnato che si fa, ti devi bagnare la mano. Vabbè, non ci fa. Niente, non si appiccica. C'è l'umidità. Bene. Allora. Ecco fatto. Ecco qua, anche questo è pronto. Non mi basta. E metti un altro poco. Di sopra così. Sì. Cioè, può capitare che ne prendete poco e non vi basta. Esatto. Non c'è problema, lo mettete di sopra. Esatto. Trova la soluzione in una maniera incredibile. Ecco, brava, dai. Copri questo e quello. Sì. Chiamiamo muratore. Ragazzi, Lo chiamiamo muratore, che dici? poi fate così e Ecco. il cilindretto è fatto. E ora, prima il pangrattato. No, prima vai al pangrattato e poi gli dai la forma finale. Ah, dopo? Col pangrattato e l'uovo, dai, prima il pangrattato, Prima il le pangrattato, due mi sembra punte. un po' precario, non so perché. poi questo. Sembra che si debba aprire da un momento No, all'altro. non si apre. Non si apre? No.
non si apre. Basta girare in questo modo così, con questi movimenti esatto. circolari. Circolare. Fallo girare, tipo Così, con nonchalance, giusto? Vai, ora dai, Bene, la allora forma. adesso diamo la forma. E abbiamo fatto la prima preparazione che andremo a tenere ferma, qua, così. Bene, Bene, togliamo un po' di roba, questa la togliamo e la mettiamo qua. Questo lo dai, è perfetto, ragazzi. Guarda, che ci Potrei vuoi dire? che è meraviglioso. Cosa gli vuoi dire? Desiree, Mm. io, la gente non lo sa, ma io ci impazzisco, cara Desiree, quando poi tu a casa rifai queste ricette e tutti ti dicono ma da dove ti sono venute queste ricette, no? Pazzesco. Pazzesco. E la gente dice ma tu... Togliamo un po' di mollicume, così, e andiamo. E andiamo a friggere, No, giusto? allora No. li lasciamo. No, Guarda, li mettiamo certo. qui, E andiamo avanti perché con la devono- seconda preparazione. Devono riposare. Ecco. Adesso bellella. Molto carino. Perché sono bellella. E ora andiamo a fare l'altra preparazione. L'altra preparazione ho voluto fare, tu le presenti le crespelle catanese che le Sì. con riso, dolci? Me le ricordo. E le ho pensate salate. Davvero? E ora Come ti le fai dico, salate? guarda, te lo faccio vedere. Ma salate, oltretutto, con un bel condimento. Cioè? Guarda, allora, Allora, noi ci prepariamo per fare questo condimento di queste crespelle. L'unica cosa che è già pronta è questo riso cucinato con il latte. che riso? Ah, il riso quello con latte. Con il latte per fare le crespelle. Intanto facciamo un bel colpo di consigli per i consigli e poi ci vediamo per finire le ricette. Siamo da voi, non tardate. È brava. È vero, dillo, dai. Oh, dobbiamo fare adesso la seconda ricetta. Ti parlavo di crespelle, Sì, riso cotto con il esatto, latte. però salate. E ora facciamo così, guarda. Eine Specken Eiern. Così, piccolino, col sapore, così. Se lo schiaccio fa aglio. Olive oil, please. A te? Thank you very much. E andiamo a mettere questo olio. Bene. Questi sono dei cavolfiori. Cavolfiori bolliti, giusto? Cauliflower, sì, solamente bolliti. Che andiamo a sminuzzare così. Qui in questa bowl. Sì. In this way. Ok. Mentre lui fa, cosa facciamo? Che facciamo? Prendiamo non lo questo so. dono. Dono. Ah, che è l'acciuga, che è un l'acciuga, dono. ragazzi, È un l'acciuga. dono. E alla via così. Ma mettile tutte, sì, dai. Mi dai il cucchiaio di legno e andiamo a smacinare questa acciughina così. Senti che buon profumo, dopodiché, sì. voilà, Dopodiché andiamo a mettere il cavolfiore lì. il cavolfiore. E gli facciamo dare una bella acculturata. Che profumo Abbiamo devo dire, messo l'acciuga, il sale lo mettiamo, però attenti. Attenti all'acqua, i pori, le Il cose. no, dico, fondo attenti, di cottura. Ah, no. attenti come salatura. Ah, certo, perché le acciughe sono già salate, giusto? Dobbiamo Giusto, mantenere giusto. e stare attenti a non eccedere questo. nella salatura. Bene, quindi, Adesso lo andiamo in cottura così, sì, lo copriamo lo copriamo. con un coperchio, così, e aspettiamo che sia a cottura per diventare quasi una tortiglia. Aspettiamo. Aspettiamo. Appena io riprendo, prima che riprendiamo, io apro e tu fai wow, capito? Ma è laterale, eh? Laterale. Possiamo andare? Andiamo. Desiree, adesso apro e ti faccio vedere il risultato. Vai! Wow! Bello, bello. Bellissimo! Wow, perché è venuto questo. È il Ma risultato. pazzesco! Ma come è risultato così? Perché a cottura è diventato Ma ha così. avuto una lunga cottura? Sì, guarda. Adesso Allora, cosa facciamo? assaggiamo per vedere la salatura, ragazzi. C'è una parola sola, conosce, assaggiare. Buono. Buono. Perfetto, adesso facciamo questo, guarda. Prendiamo questa bella bulla. La vasca da bagno. Sì, esatto. E mettiamo il riso Hai sentito la che abbiamo temperatura? cucinato con il latte. Poi lo mettiamo qui. E mischiamo tutto, Andiamo non a me lo mettere dire. Questo bello
coso qua, così, e andiamo a mischiare. A mischiare il tutto. Tutto così, guarda. In modo che il riso saprà di Di cavolfiore, con un po' di acciuga, e cavolfiore con un qui po' da di noi. riso, e con un Da po' di noi latte. invece come diventa? Il broccolo. Broccolo. Poi le dosi ve le darò dopo. Mettiamo la farina. Sì. Mi dai un cucchiaio? Quanta ce ne va? Ti aiuto? Metti 3 cucchiai di farina. 3 cucchiai abbondanti, di farina sì. abbondante. 1, 2 e 3. E mescoliamo. Mettiamo un pizzico di lievito. Proprio un pizzico. Sì, poi vi dico le dosi. E un poco d'acqua. E un po' d'acqua. Andiamo a mescolare così. Ora che abbiamo fatto questo impasto, lo dobbiamo solo lasciare riposare Riposare. quel tanto che ci serve per... Ma noi? Eh? Noi? Noi? Noi sì. Noi sì? Noi l'abbiamo fatto riposare, ce l'abbiamo già. Quanto tempo deve riposare? E almeno un'oretta, Almeno e mezza un'oretta lo facciamo così, riposare. uguale, preciso così. Lo copriamo, Un'oretta, lo coperto. copriamo e lo andiamo a posare. E guarda che cosa facciamo. Eccolo qua. Guarda. Ci prendiamo una spatola, cominciamo Sì. la preparazione e alla fine facciamo l'assaggio. Poi prendiamo questo che tu come vedi io ho messo qui. Un mini tagliere. Ecco, così. È un mini tagliere. Guarda che faccio. Prendo il composto e lo metto qua. Lo metto qua. 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 Ok, Desiree. Allora, adesso la padella è bella calda, immergiamo questo per far sì che non si impiccichi con il prodotto e andiamo giù così. Lasciamo che si prende, capito? Guarda, sta cominciando a salire, vedi? E andiamo giù con l'altro. Mentre il crespellaro le fa uno appresso all'altro, perché c'è una padella che è una piscina ce l'ha più olimpionica, grande, certo. noi dobbiamo cercare di farli così e non farli Di impiccicare. non farle appiccicare una con l'altra. Capito? Esatto. E ne mettiamo un'altra giù così. E va bene così, io ne metterei Ottimo. tre. Metti tre, va bene. Tre, poi casomai Lo facciamo dopo. le facciamo. E questo l'abbiamo fatto. E questa è Questo una. lo togliamo per il momento. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo friggere quelle? Adesso appena usciamo le crespel di broccolavolo, Sì. è giusto perché la puntata come si chiama? Dei broccolarum oppure broccolarum, è la canzone come faceva. Ha detto così. Ho bollito già il broccolo Ho spento già e la adesso luce. ho bollito il broccolo pure. Ma non Se è c'è. broccolarum, sì. Ma non ci sta. Ma se è broccolarum, scusami. Vabbè. Allora capisci, se non capisci non Non parlare. puoi andare a rovinare una canzone, dai. Ecco, vedi? Allora, senti, vuoi un piatto per caso? No, ancora Ancora no. Ma sta queste friggendo. vanno fritte poi dopo pure, no? Sì, dopo le friggiamo e sono i nostri E cilindretti allora di ci siamo, broccolo. dobbiamo solo friggere, Sì, ragazzi. friggere e poi andiamo all'assaggio. All'assaggio. Gli diamo questa forma di cilindro perché mi piace. Questa Cilindretti. forma di cilindro li Cilindretti. chiamiamo cilindretti di broccoli con... Brie e speck, cosa c'era? E cosa c'era? Non l'hai Pancetta? fatto te? Pancetta? Ma non le fai tu queste Vabbè, cose? no, ma non mi ragazzi. Non sa nemmeno quello che È un fa. numero di ricette veramente infinite. Di quelle che hai fatto. Non mi scrivete tutto il tempo su Instagram. Desiree, me la dai quella ricetta? Desiree, mi scrivi la ricetta delle panelle? Desiree, Voglio muovere. Daisy, pronti? sento che le crespelle sono pronte Pronti? a uscire. Dai, prendi un Prendiamo piatto. Quale ti piace? Questo? No, troppo grande. Anche, Quale? Questo? Anche Questo? questo che hai preso? La foglia? Questo a foglia. E andiamo a prendere le nostre crespelle. E uno, Perfette. due, lasciamo gocciolare. Ecco, adesso la puoi assaggiare se vuoi. Ora, proprio in questo momento. Ah, ecco perché Te lo concedo, la puoi assaggiare. Certo.
E queste sono le nostre crespelline fatte con Col cavolfiore cavolfiore e il riso. E il riso. E le Ottimo. mettiamo qua. Allora, Questo è il primo assaggio, questo lo togliamo. E nel frattempo la mia dolce Desiree che fa? che faccio? Metti una qua. Ah, ti fai così? Ecco, E una. e un'altra qui. E allora facciamo così. Sì, Mentre loro si friggono, devono friggersi. facciamo un po' di pulizia e passiamo all'assaggio. Torniamo per Stiamo l'assaggio. vedendo. Girati 5 minuti, telecamera, No, girati un meno di minuto. 5 dai. quanto ci Gira, vuole per la- girati, girati. Pronti? Pronti, Desi, usciamo e Usciamo. passiamo all'assaggio. Vai, Allora, altro piatto. cosa prendo? Questo Quello quadrato che va decidi bene? tu, quello Questo che vuoi tu. quadrato. Ti piace questo? No, prendi l'altro. Dai, questo va bene. Quanto è diverso. Adesso è bella. Sì, sì. Molto carine, eh? Dei mini crocchè, come li possiamo chiamare? Sono i cilindretti di broccoli. Cilindretti, ragazzi. I Basta, cilindretti. cilindretti. Allora, A questo punto, io direi, cominciamo l'assaggio da lì, anche perché da lì non potresti cominciare, e andiamo con la crespella. Di riso con faccio notare intanto la Ma consistenza. passa, raga. passaci il coltello come fanno, Faccio notare la come fanno tutti. croccantezza. Dai. Eh? Senti. Ripassa il coltello? Non ripassa una. Mangiando, li faccio col Ripassa il tempo. coltello. Dai. Per favore. Si sono solleti il broccoli. Ti è piatto? Senti come sgrang. Proprio E si sente il broccolo, si sente il riso. buona. Abbiamo fatto una crespella a Catania come broccoli. Ti piaceva? Ti è piatta? Smetti. Molto Io buona. te le levo perché sennò tu non la smetti più. Ora ti prendo un piatto, prendi un forchetto, ti prendo il cilindretto e voilà. Ma devi sentire l'odore, lo senti l'odore di questo odore? Everybody, answer around the world of our lights and run and crunch. Ho finito per questo. Taglialo a mezzo. Siete pronti? Taglialo a metà prima. Guarda come faccio a Zitta, fondo brava. così. Brava. Scusami, cioè non Vai. vorrei proprio. No, va bene. Mamma mia, Taglia ragazzi. quel- Ma che cos'è? Quel brie che c'è Ma dentro che si è cos'è? Quel brie che si è squagliato dentro, Guarda. qua. Registro, lo prendo con la telecamera Registro, la dell'asfalto, telecamera guarda. dell'attico, guarda. Morsica. Ci sei? Ci siete? Siete pronti? Ora Che lingua è questa? L'acciuga, no? Certo, che qui non c'è. Non c'è l'acciuga. Dov'era lì l'acciuga? Mangio una cosa e in quella dopo ci sente il sapore di quella prima. Era lì? Ma sei sicuro? Ci senti il sapore di quella prima. Buona. Anche senza Mi acciuga. guardi dove c'è il brie e dove c'è il bacon, perché così ti faccio sentire il contrasto con il Mamma mia, ragazzi, ma che devo fare? Guarda. bacon. Il brie caldo poi si esprime in una maniera incredibile. Detto ciò, a voi e ai posters l'ardua Ma che sentenza. poster? Ma che è? Lei Poster della Romeretta? non mi fa assaggiare e mi mette davanti al fatto computer, però un giorno lo risolveremo. Ma come stai parlando, Fatto raga? computer. Ma che è computer, raga? No, Stampante. perché come si dice? Dai, per favore. Fatto computer. Vabbè, arrivederci. È ignorante. Alla prossima, vi vogliamo bene.
Il broccolarum. Non c'entra niente, lo sai, no? Chiami le puntate come non c'entra. Cilindretti di cavolfiore. Un cavolfiore, 2 uova, 50 g di parmigiano, 50 g di pangrattato, 100 g di mozzarella, uvetta sultanine macinata, sale e pepe quanto basta. Crespelle di cavolfiore. Un cavolfiore, 300 g di riso arborio, 900 g di latte, 170 g di farina 00, 8 g di sale, 50 g di caciocavallo, ragusano grattugiato, 2 filetti di acciuga, 2 cucchiai lievito per dolci.